Alessandro Vita qui per comunicarci un'iniziativa sua musicale editoriale. Quale? Sì, siamo qui perché noi col nostro gruppo AT+, siamo sempre stati sensibili alle problematiche del nostro territorio, della nostra terra. Infatti abbiamo scritto pezzi come Gente di Culura, che qualcuno ricorderà, che parla di immigrazione, Mafia, e Caminanno, che parla proprio di guerre. Quest'anno abbiamo scritto un nuovo pezzo, visto la situazione odierna, parliamo della mancanza d'acqua, soprattutto ad Agrigento, quindi molto vicino al nostro territorio. Il pezzo si intitola Bonamuruni. Però ci tengo a dire una cosa molto molto importante: non è un pezzo di denuncia, non è un pezzo che vuole colpevolizzare nessuno, ma noi, come sempre facciamo, scriviamo le cose così come stanno, anche perché quello del problema dell'acqua è un problema atavico. Io ricordo da bambino andavo con mio padre con i bidoni a riempire l'acqua, quindi si parla di tanto tempo fa, quindi è un problema che non è a Bonamorone, naturalmente, è un problema che c'è sempre stato e non è stato mai risolto. Noi con questo pezzo vogliamo semplicemente mettere in evidenza questa situazione che ancora è attuale, e quindi cercandolo di fare in maniera semplice, pulita, chiara, attraverso la musica. Quando lo presenterete? Allora, noi abbiamo registrato già il pezzo da Monostudio, Ettore Braggio, stiamo facendo un video, ecco perché siamo qua in questo bellissimo posto che è Piazzale Caos. Abbiamo fatto una chiacchierata da bar, ma sempre a livello intellettuale, col professore Barone, che ci ha voluto qui questa mattina per discutere ancora di questo pezzo, e quindi a breve uscirà il video, e vi faremo sapere al più presto quando sarà la data. Femminile al tuo fianco, e se la presentiamo e Sì. cerchiamo di capire come mai abbiamo questo. Questa mattina, gironzolando e parlando qui assieme al professore Barone, abbiamo incontrato una splendida donna che viene dalla Spagna, ma lei è italiana di Milano, a cui abbiamo spiegato le nostre iniziative, quello che abbiamo discusso fino adesso, e abbiamo detto se lei da turista ha avuto problemi con l'acqua. Lei è Silvia. Sono qui in vacanza da una settimana in quest'isola bellissima e in effetti sì, il problema d'acqua c'è, nel senso che noi siamo abituati con il camper a, diciamo, riempire bottigliette nelle varie fontane che si possono trovare, e qui invece l'acqua non è potabile e quindi abbiamo dovuto comprare l'acqua e soprattutto, anche oltre al fatto che chiaramente è un problema, nel senso che ogni volta che andare al supermercato eccetera, lo spreco di plastica. Questa cosa ci ha colpito molto in effetti, perché ogni bottiglia si beve in nulla visto il caldo, e quindi sì, confermo. Quindi bella iniziativa anche la canzone. Che impressione hai avuto della nostra città, qui la casa Pirandello, insomma, questa atmosfera? Questa casa è meravigliosa. Io lavoro peraltro con le associazioni culturali di teatro, musica, quindi è un'iniziativa secondo me bellissima in un posto splendido. Peccato questo incendio che mi avete appunto spiegato e fatto vedere. Speriamo in una prossima ricostruzione. Io, se posso, ci tengo a dire ai miei fan di seguirci sulla pagina di YouTube, cercate AT+ col segno matematico più, alcol test positivo. Seguiteci e avrete delle belle novità.